L'alba di un nuovo giorno, il sole dopo la tempesta, la luce in fondo al tunnel, chiamatela come volete, ma questa è una chance, una possibilità, questa è la ripresa dopo la crisi sociale, economica e sanitaria del post-Covid. Il futuro non si costruisce sui sogni ma sulle opportunità e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un'opportunità che per l'Italia pesa più di 121 miliardi di euro in 5 anni. Soldi che l'Europa è pronta a consegnare al nostro paese in cambio di progetti, di idee da trasformare in cantieri, in opere. Quest'anno sono già a disposizione oltre 13 miliardi di euro e devono essere spesi entro il 2021 e anche rendicontati. Mi fa specie il fatto che in 6 mesi si possano avere le idee, i progetti e riuscire anche a cantierare. Dunque dobbiamo essere molto bravi e veloci a riuscire a calare a terra tutte queste risorse, altrimenti l'Europa se li prenderà indietro. E così un'opportunità diventerebbe un'occasione persa. L'allarme viene lanciato da Confartigianato. È necessario che queste risorse consegnate al governo vengano quanto prima redistribuite tra le regioni. E invece a oggi il Veneto non ha ancora visto un centesimo e il tempo passa. Abbiamo delle idee, abbiamo un programma di sviluppo del Veneto che, se è coordinato a livello territoriale, può avere i frutti. Se viene deciso centralmente da qualche ministero, sicuramente comporterà qualche problema. Quindi stiamo lavorando perché con un'azione di lobby da parte del sistema regionale ci sia un coinvolgimento nella programmazione dei fondi comunitari, dell'utilizzo del recovery plan, del riuscire a far sì che ci siano cose utili per il sistema produttivo veneto e per i cittadini veneti. Un appello che faccio è quello di dire facciamo lavorare le regioni e le province che hanno già dimostrato di essere capaci di calare a terra tutte queste risorse. Un esempio importante è quello che ha fatto il Veneto per quanto riguarda la sanità.